Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Messina, clamoroso furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare. I ladri, specialisti, sono riusciti a rubare alcuni capolavori di Antonello da Messina, maestro della pittura del Rinascimento europeo. Sconcerto e vicinanza del ministro Giuli e dei curatori del patrimonio artistico. Ed è già polemica, anche politica, sul sistema di sicurezza, inchiesta della Procura. Fontanarossa, si riparte, lo scalo di Catania, riaperto dopo una settimana da incubo senza voli, riaccoglie migliaia di viaggiatori. L'aeroporto pienamente operativo, finalmente volti distesi e pensieri solo alle vacanze. Sull'Etna, dopo la scossa di ieri a Piano Provenzana, quasi conclusa l'attività esplosiva e l'emissione di cenere lavica. Festa di Sant'Agata, a Catania c'è il cardinale Parolin per celebrare i 900 anni del ritorno in città delle reliquie della martire, messe in cattedrale, pellegrinaggio pontificale in Piazza Duomo, storici eventi che Antenna Sicilia, Telecoro e Sicilia Web trasmetteranno in diretta. Prima domenica dopo Ferragosto, di rientri e partenze. Ad Avola successo delle spiagge inclusive e adesso tocca a chi si è organizzato per una vacanza breve. La Sicilia, meta numero 1. L'altro agosto del sindaco di Gela, niente mare né montagna, Di Stefano è rimasto davanti al Vittorio Emanuele per impedire i tagli dei fondi per la sanità e ottenere il secondo ospedale già previsto a Gela. Un anno senza Pippo Baudo in una televisione nazionale che si sforza di fronteggiare l'avanzata delle piattaforme online, manca il grande conduttore e innovatore dell'intrattenimento e del modo di raccontare il paese. È stato Baudo a battezzare questa rete, Antenna Sicilia, da direttore artistico. Calcio, vigilia l'esordio stagionale per il Palermo, domani sera al Barbera il match di Coppa Italia contro il Lecce ed è già test per capire se la squadra di Inzaghi vale il passaggio di categoria. Catania, lavoro in corso, se sul campo alcune indicazioni di Longo appaiono già evidenti, sul mercato servono nuovi innesti e sono necessarie altre partenze. Dunque c'è stato questo clamoroso furto di opere d'arte al MUME, che è il Museo Regionale di Messina. I ladri sono riusciti a eludere i sistemi di allarme e hanno sottratto alcuni capolavori del maestro Antonello da Messina. Luca Ciliberti. Clamoroso furto di opere d'arte al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, intitolato a Maria a Cascina. I ladri sono riusciti a introdursi intorno alle 21:50 del 15 agosto all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo così con precisione a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Si tratta di 3 tavole su 5 del celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima è stata sottratta ed asportata dai ladri all'interno di una teca blindata. Le tavolette inizialmente rubate erano 6, 2 sono state ritrovate in serata. I ladri le avevano abbandonate su un muretto esterno al Museo lungo Viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Sembra che il colpo sarebbe stato commesso da almeno 3 persone a volto coperto che avrebbero forzato l'ingresso secondario del museo. Opere d'arte dal valore inestimabile, concordano tutti gli esperti. Sul furto la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Come confermato dagli investigatori, nel museo c'erano diverse telecamere di videosorveglianza e le opere erano custodite da un accurato sistema di allarme. Il museo si trova in Viale della Libertà e la struttura è sempre tutelata da un sistema di metronotte. È plausibile che i ladri si siano introdotti all'interno passando attraverso queste grate posizionate su un ingresso laterale del museo che stamattina erano visibilmente allargate. Al momento gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, in particolare la pista del mercato nero dei ladri dell'arte.
Per gli investigatori, chi ha rubato le opere di Antonello da Messina potrebbe aver agito su commissione di qualche mecenate. Un furto non semplice, spiegano gli investigatori, perché si tratta di opere su tavola, dunque non avvolgibili. Una delle opere d'arte era stata acquistata dalla regione siciliana nel 2003 in un'asta da Cristi per una cifra di 220.000 sterline. Oggi vale decine di milioni di euro. E ora a Messina per le reazioni raccolte sul posto dalla nostra Ilaria Mangano. Un colpo che ha provocato sgomento e indignazione, come sottolinea la direttrice del museo Marisa Mercurio. Ha scosso tutta la città di Messina perché il furto di opere che fanno parte dei capolavori del nostro museo, oltre ad essere naturalmente di autore affezionatissimo, a cui siamo affezionatissimi come messinesi, che è Antonello da Messina. Il sindaco Federico Basile parla di un atto criminale gravissimo e sottolinea che è stato colpito un patrimonio che appartiene a tutti i messinesi. Durissima anche la reazione dell'assessore comunale alla cultura Enzo Caruso e dell'assessore regionale al turismo Evira Mata. Questo è un danno che è quasi irreparabile se non si riesce veramente a trovare chi ha rubato queste opere. Un atto vile, un atto indegno, un atto sul quale la polizia, le forze dell'ordine sono già in movimento per capirne dinamica, insomma, e come sia potuto mai accadere che in un museo che ovviamente ha il suo sistema di sorveglianza, che peraltro ha funzionato, e lo dico con certezza perché ho sentito ovviamente il direttore generale dell'assessorato ai beni culturali, che mi confermava che i nostri sistemi di sicurezza hanno funzionato. Ad esprimere indignazione anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che definisce il furto uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale. Sul cielo di Catania torna il sereno, archiviata la settimana di passione, l'aeroporto Fontanarossa diventa di nuovo operativo. Volti distesi, passeggeri con il pensiero solo alle vacanze. E i vertici della società che lo gestisce, SAC, dicono sono stati giorni difficili, ma non era certo colpa nostra. Tonino De Mana. Trolley e valigie in mano, volti finalmente sorridenti, arrivi e partenze che si susseguono. L'aeroporto Fontanarossa di Catania è tornato nella sua piena operatività. L'unico pensiero è ora alle vacanze o agli impegni che ognuno aveva programmato. La cenere lavica, i voli cancellati o dirottati, le scene di disperazione, le notti insonni sono consegnati agli archivi e al passato, anche se il rischio per l'imprevedibilità dell'Etna è sempre dietro l'angolo. Il post Ferragosto a Fontanarossa scivola via normale ed è già una notizia. Voli regolari, gate affollati, gente che va e gente che viene. Balza agli occhi l'espressione rilassata dei passeggeri. Ti vedo sorridente. Segno evidente che... Sì, stiamo partendo. Destinazione? Lampedusa. Quanto hai temuto di perdere questa vacanza? Non tanto, perché ero fiducioso. In partenza per Amsterdam alle 12:50, per fortuna tutto regolare. Lei si ritiene fortunata? Oggi sì, assolutamente. Lei è in partenza per dove? Di Montreal, Canada. Abbiamo aspettato 3 giorni per questo volo. Mi sentirò bene quando me ne vado da qui. Finalmente l'Etna ci ha dato tregua, possiamo ripartire e tornare ognuno alle rispettive case. Lei dove è diretto? Venezia. Sono stati giorni difficili anche per la SAC, la società che gestisce lo scalo catanese. Ricordo, come ho già fatto in precedenza, che è compito delle compagnie aeree riproteggere o dare ristoro ai passeggeri. È giusto conoscere le norme per capire pure le colpe, fra virgolette, di chi sono. SAC è una società di gestione e quindi non ha nessun obbligo nei confronti del passeggero. L'aeroporto di Palermo si è sobbarcato la maggior parte dei voli dirottati da Catania. Comiso ha retto la pressione, mostrando di poter essere una valida alternativa, ma servirà molto altro per affrontare un'emergenza che ormai si ripete con una certa frequenza. Sull'Etna oggi situazione ancora instabile ma decisamente più tranquilla. Oggi lieve emissione di cenere dal cratere di Nord-Est. Luca Ciliberti. L'Etna registra una nuova debole emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est, situazione dunque ancora instabile. Il livello di allerta per l'aviazione emesso dall'INGV di Catania, che segue costantemente la situazione, resta arancione, senza variazioni rispetto al precedente bollettino. La debole emissione di cenere è ancora in corso e il materiale vulcanico viene trasportato dai venti in direzione sud-est. Prosegue contestualmente
diffusiva, le collaterali che rimangono nell'area di ieri, i fronti sono intorno a circa 1400 metri di quota e occasionalmente il cratere di nord-est produce delle esplosioni impulsive di cenere della durata di pochi minuti che si disperdono in atmosfera rimanendo confinate nell'area sommitale. Ieri, lungo la faglia della Pernicana, sul fronte nord del vulcano, si sono registrate le rotture che hanno interessato la strada Mare Neve, seguita al terremoto di magnitudo 3.9, localizzata a 7 km a ovest da Linguaglossa. La zona ricade nell'area di Piano Provenzano, in prossimità del clan dei ragazzi e del rifugio Blunek, che resta ancora isolata e interdetta. Per la festa di Catania, di Sant'Agata, scusate, è arrivato a Catania il cardinale Parolin, legato pontificio del Papa. È una domenica speciale per i devoti di Sant'Agata in cattedrale. Sin dal mattino avete visto esposizione delle reliquie, compreso il cranio, e poi la messa celebrata dal vescovo di Acireale Raspanti in preparazione della veglia di stasera in piazza ad Acicastello. Perché lì erano approdate 900 anni fa le reliquie della patrona di Catania, facendo ritorno da Costantinopoli. Domani mattina, dopo il pellegrinaggio della rotatoria del Rotolo, sino in Piazza Duomo, il busto reliquiario di Sant'Agata, restaurato e tornato allo splendore del 1376, epoca in cui è stato realizzato, sarà ricomposto con all'interno il cranio e la testa di corona d'oro. La sera il pontificale sarà celebrato da Parolin, il segretario di Stato Vaticano, che è la massima carica della Chiesa. Ricordiamo che questi momenti storici Telecolor ha iniziato a seguirli in diretta già da questa mattina alle 7:30 e le dirette anche su Antenna Sicilia e Sicilia Web proseguiranno pure domani a partire a reti unificate a partire dalle 6:55 e si concluderanno martedì 18 con la messa alla dedicazione della cattedrale. Ma ascoltiamo il segretario di Stato, il cardinale Parolin. La testimonianza che c'è una forza che nasce dal martirio, che c'è una forza che nasce dal dono della vita, quindi la forza non è togliere la vita agli altri, ecco, attraverso poi soprattutto i mezzi sofisticati delle nuove armi moderne, della guerra, dei conflitti, ma è fare dono della propria vita, lì c'è la vera forza ed è lì soltanto che si costruisce un mondo nuovo. Quindi i martiri sono i precursori, i testimoni di questa novità che il Vangelo è venuto a portarci. Svolta nell'inchiesta sul delitto dello Zen. A Palermo i carabinieri hanno fermato un uomo che era già agli arresti domiciliari e due ragazzi di 17 e 16 anni per l'omicidio di Vito Genovese, ucciso a colpi di cacciavite. Sono accusati tutti e tre di omicidio. Genovese si sarebbe accorto che i tre stavano armeggiando in un box di sua proprietà. Sceso in strada è nata un'accesa lite e Genovese è stato aggredito e colpito, prima con un casco e poi con il cacciavite al volto che lo ha ucciso. Torniamo alle ferie di agosto. Tra code in autostrada e disagi per fortuna ormai superati all'aeroporto di Catania, arrivano le novità anche positive, le spiagge inclusive, comprese quelle che sono più accessibili ai disabili, compresa quella di Avola, Borgo Marinaro del Siracusano. Francesco Aloi. In coda al casello. Il giorno dopo Ferragosto c'è chi sta rientrando dalle vacanze e chi invece sta partendo proprio ora. Ma tra le auto c'è anche chi sta percorrendo qualche chilometro per andare in spiaggia. Spiagge che in Sicilia hanno sempre meno barriere. Quelle definite accessibili sono 238, 109 pubbliche e 129 private. Abbiamo questi servizi della sedia job che è abbastanza utile per avvicinarci il rivo, per poter stare un po', diciamo, al mare.
Qui siamo al borgo marinaro di Avola, nel siracusano, ed è proprio con questa sedia a job che chi ha qualche difficoltà motoria può fare un bagno. A spingerla c'è lui, che vigila sempre, su tutti. Avere la possibilità di usufruire del nostro mare, delle nostre spiagge, ci dà un orgoglio molto grande. E così chiunque ha la possibilità di andare al mare. Il progetto Sicilia Mare per Tutti è partito nel 2014 da Siracusa, quando in tutta la regione le spiagge accessibili erano appena una decina. Province ormai ce ne sono tante virtuose, partendo dalla nostra Siracusa, Ragusa, Catania, Messina, dove ci sono veramente anche a livello proprio di arenile territoriale sono stati fatti dei passi importanti, sempre grazie all'amministrazione, poi Palermo e Trapani. E poi sono cominciate le altre vacanze di chi si organizza dopo Ferragosto. In molti cercano fughe brevi, anche per sfuggire all'afa, e la Sicilia è tra le mete più gettonate, assieme a Puglia e Sardegna. Orazio Longo. Non proprio il tradizionale last minute che negli ultimi anni ha continuato a perdere peso, ma la vacanza decisa nel giro di pochi giorni, con l'aumento delle temperature ma anche dei costi di carburante e alloggi, sta avendo una nuova accelerazione. A dirlo è il promotore di viaggio Vamonos Vacanze, secondo il tour operator specializzato nei viaggi di gruppo. Ad attirare maggiormente i turisti sono le destinazioni balneari italiane, con la Sicilia in testa, seguita da Puglia e Sardegna. Il caldo non influenza soltanto la scelta della destinazione, ma sempre più spesso determina la decisione stessa di partire, spiegano gli analisti. Molti viaggiatori avevano già programmato le vacanze estive, ma l'ondata di calore ha generato un secondo mercato, quello delle fughe brevi verso il mare, organizzate quasi in tempo reale. La differenza è che oggi, con afa intense e minime notturne spesso oltre i 25 gradi, tali da rendere difficile il riposo, soprattutto nelle grandi città, il fattore scatenante non è più la ricerca dell'offerta, ma la ricerca di sollievo dalle temperature estreme. Osserviamo un comportamento nuovo: quando le previsioni annunciano diversi giorni consecutivi di caldo intenso, aumentano rapidamente le richieste per partenze di 3 o 4 giorni. È un fenomeno che interessa soprattutto destinazioni facilmente raggiungibili e con un'ampia disponibilità di strutture ricettive, osservano gli specialisti del tour operator. E allora le ondate di calore, sempre più frequenti e prolungate, potrebbero trasformare il meteo in una variabile stabile del mercato turistico. L'altro agosto del sindaco di Gela Di Stefano è arrivato al 17° giorno di protesta consecutiva davanti al Vittorio Emanuele per rilanciare la richiesta di potenziare l'ospedale, e continua intanto la raccolta firme per il nuovo presidio di Ponte Olivo, e stavolta l'appello è diretto alla presidente Meloni. Gerry Italia. 17 giorni davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, il presidio del sindaco Terenziano Di Stefano continua, e con esso la richiesta di intervenire su una sanità che a Gela resta in forte affanno. Da una parte c'è l'emergenza quotidiana, reparti in difficoltà e carenza di medici, dall'altra la prospettiva del nuovo ospedale di Ponte Olivo. Per entrambi gli obiettivi prosegue la raccolta firme, che ha superato ormai le 5.000 adesioni. Continuiamo la nostra battaglia per avere l'ospedale, per avere il nostro Vittorio Emanuele potenziato. Continuiamo a lanciare l'appello nei confronti di tutti quei medici che vogliono venire a lavorare nella nostra città, a mandare la PEC presso il comune di Gela per sfatare, questa situazione che nessuno dei medici vuole venire a lavorare qui a Gela. Tanti cittadini anche oggi sono venuti a dare manforte a questa protesta e continueremo anche nei prossimi giorni. Il sindaco intanto torna a chiamare in causa il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, l'assessore regionale alla salute e il presidente della regione Renato Schifani, ma il destinatario dell'appello questa volta è anche e soprattutto Giorgia Meloni. Cara Presidente, questa è Gela, questa è una città italiana. Questa è una città che ha bisogno del suo autorevole intervento. Una richiesta motivata dai numeri di una città che supera i 70.000 abitanti e che in estate arriva a oltre 100.000 presenze. 17 giorni dopo l'inizio della mobilitazione, dunque, il presidio resta aperto e la protesta è destinata ad andare avanti ad oltranza. Fa ci lasciava Pippo Baudo, protagonista per oltre 60 anni della televisione italiana, da Sanremo a Domenica In, da Fantastico a Canzonissima.
Baudo ha lanciato anche la nostra Antenna Sicilia. Marco Carli. Un anno senza Pippo Baudo, da quel 16 agosto del 2025, quando a 89 anni è morto uno degli uomini che più di tutti hanno rappresentato la televisione italiana. Di certo non è stato soltanto un conduttore, è stato un modo di fare televisione, quello delle grandi platee, il famoso nazional popolare, ma anche della grande capacità, vista la sua cultura, di essere riferimento per tutte le generazioni, di sapere in sintesi trattare tutto, dai temi più leggeri a quelli più complicati. Per decenni è entrato nelle case degli italiani, da Sanremo a Fantastico, da Domenica In a Canzonissima, 13 i festival di Sanremo. Era un pigmalione, un'altra delle sue grandi capacità, scopriva talenti, un istinto che sembrava naturale, capire chi aveva qualcosa da dire, qualcosa da mostrare, che poteva portarlo a diventare qualcuno. Conosceva il pubblico, ne capiva i gusti, le emozioni, persino le abitudini, un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo, un gigante che ora, dopo i funerali, riposa nella sua Militello in Val di Catania e nella cappella di famiglia, nel massimo riservo, dopo una vita alla ribalta. A un anno dalla sua morte lui resta nella memoria e resta, la sua, soprattutto un'eredità difficile da raccogliere in una televisione nazionale che si sforza di fronteggiare l'avanzata delle piattaforme online. Pippo Baudo non ha semplicemente fatto la storia della televisione italiana, per molti anni è stato la televisione, quella che bloccava tutti davanti allo schermo. Indimenticabile Pippo. Ci fermiamo tra poco per il calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo, mentre il Catania da martedì riprenderà gli allenamenti in sede. State con noi. Calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Lecce. Inzaghi sembra già deciso sulla formazione da opporre ai salentini. Marco Gulà. È vigilia di esordio stagionale per il Palermo. Domani sera al Barbera il match di Coppa Italia contro il Lecce, valevole per i 32esimi della competizione. Per la prima gara ufficiale della stagione Inzaghi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. Usiamo il condizionale perché l'allenatore nutre ancora qualche dubbio. Il Lecce gioca abitualmente con il 4-3-3 ed essendo una squadra di categoria superiore, per contrastarlo l'allenatore potrebbe decidere di adottare a sua volta il 4-3-3, sistema di gioco che comunque rientra nelle corde del Palermo. Non si registrano indisponibili né squalificati. I rosanero scenderanno in campo con la formazione migliore al momento, senza pensare troppo all'esordio in campionato, fissato per il 23 agosto contro la Juve Stabia. Tra i pali Joronen, a destra nella linea 4, spazio a Pierozzi, che sarà squalificato in campionato e salterà la prima giornata. Bani torna al centro della difesa, accanto a lui dovrebbe esserci Magnani, Augello confermato sulla sinistra. In mediana la certezza sembra essere Ranocchia, mentre accanto a lui sarà un ballottaggio continuo per tutto l'anno. Contro il Lecce dovrebbe giocare comunque Stevez. In avanti Strefezza non è ancora pronto per giocare dal primo minuto, quindi a destra ci sarà Gyasi. Hernani è favorito per la posizione centrale, mentre sulla sinistra dovrebbe agire Jonsen, poi Giampalo ovviamente davanti. Al Barbera domani oltre 30.000 spettatori. Il Catania martedì riprenderà a lavorare in sede. Sul campo si vedono già alcune caratteristiche del gioco di Longo, ma il gruppo potrebbe ancora cambiare parecchio, con varie partenze e nuovi innesti. Marco Carli. L'obiettivo è chiaro anche perché manca poco. Ricomincia il campionato e i fari sono puntati sull'Inter Under 23, avversaria del Catania alla prima. Un esordio che come sempre arriva a mercato aperto, con una squadra che sta già assimilando i dettami di Longo, come dimostrano le ultime prestazioni, ma inevitabilmente resta un cantiere. Ripresa martedì al Massimino con il Mazzola di Mister Bianco, che può fornire un'alternativa per ospitare gli allenamenti in vista della prima. Sul mercato l'ultimo arrivo è quello di Russo, che non occuperà uno dei 23 slot disponibili. La dirigenza e il direttore sportivo Varrà dovranno far quadrare tutto. Non si può, e in virtù del salary cap non si deve, spendere come gli anni scorsi. Dunque tutto un domino. Se, e le probabilità sono alte, va via Dini, bisogna valutare se De Falco può fare il secondo o se serve un altro portiere. Di Gennaro è sempre fra i partenti e in quel caso serve un altro centrale. Se arriva Rocchetti potrebbe partire Donnarumma. A centrocampo si prova a piazzare Di Tacchio, c'è Vitale ancora al centro dell'interesse. Ci sarebbe anche la Salernitana, già uscita dalla Coppa Italia di C per mano della Scafatese.
Spezia. In avanti, la fascia da capitano per Cicerelli e la sua presenza in sala stampa sono un segnale di un'intesa che si vuole trovare. Restasse lui, l'indiziato a partire sempre Jimenez. A quel punto un nuovo innesto dipende dal sistema di gioco fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con le differenze fra le caratteristiche di centrocampisti e giocatori d'attacco. A proposito di attacco, è evidente che serva chi la butti dentro, al di là delle qualità di Leonardi e Russo, della lunga squalifica di Caturano e della partenza ipotetica di Rolfini. Un lavoro di Cesello fra paletti, numeri e obblighi, mentre la squadra pensa già all'esordio. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ancora buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.